Esatto, translazio. Buonasera, questa sera vi leggo una bellissima poesia di Bruno Castelletti e riguarda appunto me, che sono in parte emigrante, anche se adesso sono cittadino russo, sono pur sempre di nazionalità italiana. Festa del migrante, valise di cartone, liga col spago, e Trento, 4 strasse e la speranza di far fortuna e tornare presto a casa, a godere del calore della famiglia. Quante fatiche e quanto tribular per metter via da parte una palanca, pensando agli occhi delle vostre mamme, pensando agli occhi delle vostre spose, col sangue e col sudor di tutti i giorni, a Villa Sa per sempre e insegna un fondo, d'un po' di schia e insieme alla pazienza e regala il sorriso e l'allegria. E adesso le feste dei ricordi, adesso le feste dei rimpianti, fare il migrante, l'era proprio dura, ma l'era il tempo che guardava avanti. Bruno Castelletti. Scusatemi per gli errori, ma questa poesia mi tocca molto e l'ho soprattutto letta anche perché tra qualche giorno leggeremo altre poesie di Bruno Castelletti riguardo a un altro periodo, però un periodo storico che riguarda appunto la seconda guerra mondiale. Ebbene, le prossime poesie di Bruno Castelletti verranno lette in una conferenza che si terrà sempre online il 3 febbraio da qui, dalla Russia appunto, però riguarda stavolta la presenza dei sovietici nella seconda guerra mondiale. Bene, vi ringrazio, vi ringrazio per l'attenzione soprattutto e ci sentiamo alla prossima. Arrivederci.